Decima giornata del campionato Under 14 provinciale per il girone unico messinese. Amici della Wisport, siamo presenti alla Comunale di Santa Margherita. Aga Messina contro Città di Messina, la formazione di mister Biagio Foti contro quella di mister Giovanni Gentile. L'Aga Messina padrone di casa con 34 gol fatti e il migliore attacco del torneo, 21 punti fino a questo momento dopo la vittoria nell'ultimo turno per 3-2 contro il R Ritiro. Dall'altra parte il Città di Messina è la migliore difesa di questo girone con appena 7 reti subite, a 18 punti la formazione di mister Gentile dopo la vittoria per 5-1 contro la Villafranca Messana. Tutto pronto allora per raccontarvi di questa sfida. Il Città di Messina che si schiera con Russo Forestiere, Pellegrino Martorana, Cucè, Bancheri, Tavilla Fiamingo, Bonaccorso, Centorrino, Aloisi. Possiamo partire dunque col film del primo tempo. Dopo 9 minuti subito l'Aga Messina a provarci. Walid manda in verticale il compagno, l'uscita di Russo però evita quei peggiore alla sua porta. Prima chance anche per il Città di Messina con Aloisi al limite dell'area, ancora il numero 11 prova a fare tutto da solo, va a saltare un paio di avversari, poi perde il pallone. Allora il portiere Previti a riconquistare la sfera. Ancora dall'altra parte l'Aga al 14esimo ci prova Cardali, il suo tiro viene respinto ancora una volta Locantro. Russo in questo modo mette il pallone in corner. 15esimo minuto, ancora Aga Messina in avanti, lancio verso Pino sull'out mancino, viene affrontato dal diretto avversario Forestiere. Ancora Pino cerca la conclusione col destro, in due tempi Russo fa sua la sfera, regge lo 0-0 quando ci prova anche Bonaccorso. Il numero 9 però viene probabilmente anticipato dal difensore, non riesce a trovare una conclusione degna di nota. Al 20esimo ancora Pino a cercare il fondo, ancora Pino va col destro Pino ed è 1-0 per l'Aga Messina. Al 20esimo la formazione di mister Foti riesce a sbloccare l'ostilità con il proprio numero 11, azione personale e rete che porta in vantaggio i locali. Qui invece pasticcia la difesa della Città di Messina, si lancia a tu per tu con il portiere Walid, ma si divora l'occasione del possibile 2-0, minuto 25, nuovamente il Città che ci prova. Bonaccorso riceve il pallone, prova a stoppare, entra in area di rigore, Previti in presa bassa fa sua la sfera. 27esimo e ancora il Città a rendersi pericoloso qui con Aloisi che prova a scartare un avversario, il suo testo però finisce alto. 31esimo, ultima chance del primo tempo ancora per l'Aga, gran palo in questo caso di Bombaci, poi non riesce a ribadire in rete. Vediamo qui il legno colpito dal capitano, l'esterno dell'Aga Messina. Aloisi ancora in area di rigore, Aloisi col sinistro, gran giocata dell'attaccante di mister Gentile che però non riesce a trovare la via della rete. Ancora Aloisi con il destro, Previti mette il pallone in calcio d'angolo. Si concluderà così anche il primo tempo, 1-0 per l'Aga Messina grazie al gol segnato al 20esimo da Pino. Il Città di Messina ci ha provato in più occasioni, ma fino a questo momento resta blindata la porta di Previti. Primo cambio per mister Gentile, esce Martorana ed entra Alessandra al 7° del secondo tempo. All'11esimo invece ci proverà ancora una volta l'Aga Messina con la conclusione che però viene egregiamente parata dall'estremo difensore russo. 13esimo il momento di Pilato nelle fila del Città di Messina. Al 27esimo la formazione giallorossa si fa vedere in avanti con Pellegrino, il suo mancino, e ancora una volta preda dell'estremo difensore dell'Aga Messina. Ultimo cambio per la formazione di mister Gentile che cerca ancora di trovare nuove idee, ma finisce anche la partita. Triplice fischio al Comunale di Santa Margherita, vince l'Aga Messina che va a quota 24 punti in classifica, resta a 18 il Città di Messina. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.